L'industriale della pasta fresca Giovanni Rana, il violoncellista Mario Brunello, il giornalista Fausto Biloslavo, il rallista Miki Biasion e Adele Biondani, presidente del Banco Alimentare Onlus. Sono i vincitori della seconda edizione del premio Giorgio Lago. Vengono da 5 settori diversi, ai quali si dedicò con passione il grande giornalista trevigiano, scomparso nel marzo del 2005 a Castelfranco, la città in cui ha sempre vissuto. In pratica racchiudono tutta l'attività di mio padre, cominciata come sportivo, poi passata per la politica e poi negli ultimi anni soprattutto votata alla cultura, per cui insomma un premio veramente che racchiude tutta l'essenza del nord-est. Tra i promotori anche l'Università di Padova, mentre la cerimonia di premiazione si svolgerà al Teatro Accademico di Castelfranco, istituito dalla famiglia e dall'Associazione Amici di Giorgio Lago, è dedicato a 5 interpreti del Nord-Est, spaziando da cultura a sport, al giornalismo, all'impresa e al volontariato, ambiti prediletti da Lago, direttore del Gazzettino per 12 anni, dall'84 al 96, prima di diventare editorialista di Repubblica, ma è già quasi tempo di pensare al futuro, alla prossima edizione. Stiamo sicuramente già valutando i candidati che, lo ricordo, vengono presi in considerazione con 3 criteri principali. Uno è che siano personaggi nati nel Triveneto e che qui si siano affermati, però proprio dando questo senso di totale apertura che vuol significare il Premio Lago, anche coloro i quali magari nati altrove hanno trovato la loro affermazione nelle terre trivenete.